Sì, sono felice per le ragazze perché si sono ritrovate dopo un periodo di appannamento, ma dovuto al fatto delle tante infortunate ci siamo allenate e eravamo veramente in poche. Quindi anche il numero era ristretto. Oggi abbiamo recuperato 2-3 giocatrici importanti, chi è partita subito e chi è andata in panchina, quelle che hanno fatto sicuramente il loro dovere. Una grandissima prestazione su un campo molto difficile, perché non dimentichiamo che il Pomigliano qua ha fatto soffrire tante squadre e soprattutto una squadra che si deve salvare, ha giocato col coltello tra i denti. Noi dal canto nostro abbiamo espresso un ottimo calcio, abbiamo fatto degli ottimi gol e questo è il significato del lavoro che andiamo a fare durante la settimana. Sì, il problema era proprio lì, cercare di recuperare le ragazze a livello mentale, oltre a livello fisico. Quello era l'obiettivo primario. Oggi ci sono ritrovate, come ho detto prima, hanno fatto una grandissima prestazione, grande merito loro per quello che mettono in campo poi e soprattutto per quello che mettono negli allenamenti. Noi dal canto nostro come staff notavamo questa stanchezza mentale in modo particolare, perché a livello fisico le prestazioni non sono mai mancate, mancava purtroppo il risultato che è venuto meritatamente oggi. Sì, tutte si sono comportate bene, sicuramente Cambiaghi che ha fatto 2 gol merita un plauso come lo meritano tutte, però Cambiaghi all'inizio dell'anno ha avuto un sacco di problemi fisici, adesso sta trovando la migliore condizione e credo che i 2 gol di oggi sia la spinta importante anche per lei a livello di testa di ritrovarsi. Anche Did, anche lei veniva da un paio di prestazioni dove non è stata molto lucida, oggi anche lei ha fatto veramente bene, ma ripeto, aiutata dalle compagne. I meriti ci sono perché ci sono le compagne che ti danno una mano. Sì, sono stati 2 gol importanti perché comunque da qualche partita che non riuscivamo a ottenere i 3 punti e quindi sia a livello di squadra molto importante anche a livello personale, sono molto contenta. Sì, sono entrata in campo molto carica e motivata, volevo segnare e quindi sono contenta di averne fatti 2, potevo anche farne 3 ma va bene così. Siamo riusciti a sbloccarla subito fortunatamente, poi abbiamo avuto alcuni minuti in cui abbiamo dovuto gestire il risultato perché comunque loro erano molto chiuse, quindi era difficile arrivare alla conclusione, però siamo state brave a gestire la partita e a portare a casa la vittoria. Una vittoria importante anche per questo, perché comunque avevamo bisogno di questi 3 punti, avevamo bisogno di una nuova carica, una nuova fiducia che ci mancava da qualche settimana e quindi è giusto così, è molto importante. C'è una persona a me cara che in questo momento non sta passando un bel momento, quindi lo dedico a lui.